Partita la batteria, eccole destreggiarsi tra i birilli, l'atleta dello Skating Club di Rovigo ora nel cambio traiettoria viene sopravanzata dall'atleta del gruppo Cosmo di Noale, Rizzato, che prende campana, ultimo giro, andiamo a vedere il tempo conclusivo. Partita la batteria ed è Bozza che si porta in testa, campana, ultimo giro con l'atleta di San Siro che va a chiudere il tempo di 23.920. C'è stato un tocco di birillo. Vittoria Balaustra, Skating Club Rovigo, Alessia Petri, New Roller Porcia, Sara Torresin, Skating Club Pertichese. Batteria che prende il via regolarmente. Vediamo chi esce per primo dalla serie dei birilli, è l'atleta dello Skating Club di Rovigo, Vittoria Balaustra. Va a chiudere con un tempo ufficioso di 26.060 a 0. Che batte regolarmente con l'atleta del gruppo Cosmo di Noale. Vediamo una riuscita, resta in testa, c'è un tocco di birillo per l'atleta dell'HP Padova e intanto va a chiudere in 24.197 Masi. Andiamo alla prossima batteria con Brunetti, HP Padova, Zanella, gruppo Cosmo Noale, Dascia, pattinaggio Legnago. Batteria che prende il via regolarmente con l'atleta dell'HP Padova che si porta in testa, resta in testa dopo la serie di passaggi interni. Sui birilli si lancia per il giro finale ed è Brunetti che va a chiudere in 24.286, pattinaggio Legnago. E poi Chiara Paglier, New Roller Porcia. Ricordo che si esce sempre dal cancello in fondo. Partita la batteria. Ed è Balaustra che si porta in testa. Va a chiudere l'atleta dello Skating Club di Rovigo in 26.397. Ora vediamo chi esce per prima dalla sequenza di curve interne alla pista, dall'atleta del gruppo Cosmo di Noale, Giacomigna. Che va a chiudere questa batteria in 25.596 ufficioso.
del Casier in testa. Si tratta di Elena Maria Galassi, ed è Galassi che va a chiudere con un tempo ufficioso di 26.270. Partite l'atleta del Rovigo che si è portata in testa. Si tratta di Cocchieri, seguita da Peron, poi Spolaore. Cocchieri va a chiudere 24.563. Allora vediamo chi esce per prima, l'atleta di Rovigo, ma viene attaccata all'interno dall'atleta del Noi Team Bovolone. Quindi Zanghettin è lei che va a chiudere in 26. Gruppo Cosmo Noale, Skating Club Rovigo, pattinatori Spinelli. L'atleta del gruppo Cosmo Noale esce in testa dalle onde, una serie di onde interne alla pista, e va a chiudere Franzoin 24.160. Ed è Loreggian, una scivolata per l'atleta del Legnano che si rialza, va a chiudere Loreggian con l'atleta del Legnano che cerca posto e viene partita la batteria. Sono le atlete di Spinea con Capovilla che va larga, entra all'interno Santoro, ed è Santoro davanti alla compagna di squadra, va a chiudere Santoro in 25.011. Andiamo a vedere anche questa batteria con l'atleta del Roller Club Scaligero che si porta in testa, scivolata per l'atleta di Scalterigo che si rialza e si dimena, bravissima, mentre un testa a testa con l'atleta di Casier che chiude in 25.260. Partite. Zoccarato, sarà lei a uscire per prima, si impunta, si gira, riprende la marcia con bisogno. Va a chiudere Zoccarato in 24.505. Ora andiamo a vedere chi esce per prima dalle curve. Squizzato, seguita da Gambari, (26.102) il tempo di questa batteria.
Anche questi alimenti hanno preso il via regolarmente con il body del Skating Club Comina, che ora viene insidiato all'interno dall'atleta di Rovigo. Resta in testa Gabana, seguita da Visentin, ed è Gabana che va a chiudere il 25-116. Partite. Si gira, riesce a passare l'atleta del Cercato che stava sbagliando l'ingresso, fa un tocco di Mirillo, ma intanto si porta in testa Musone che sorride e va a chiudere. Partite. E vediamo chi esce per prima dall'onda, l'atleta di Rovigo. Ed è proprio lei, Campaci, che va a chiudere in 26-200. Partita anche questa batteria. Ed è Annibale che esce per prima dalle onde. Ancora in testa l'atleta della polisportiva di Casier che va a chiudere in 24-695. Partita la batteria. Ceroni marcante Rossi ed è la numero 71 Ceroni Pattinatori Marghera che si è portata al comando. Ancora Ceroni che va a chiudere in 26-486. Partite. Atleta di Rovigo, vediamo se esce in testa dalle onde. Era stata insidiata da Scarpa, ma resiste da Grandi, scusate, ma Grandi in testa va a chiudere davanti a Scarpa e sono partite. L'atleta di Padova in testa. Vitturi, Meo, Panzani nell'ordine. Ed è Vitturi che va a chiudere in 27 mastici. Intanto è partita la penultima batteria con l'atleta del gruppo sportivo di Scaltenigo Venezia in testa. Coccia viene attaccata all'interno dall'atleta della polisportiva di Casier, scivola Coccia e va a chiudere. Bravissimo. Alte Cercato, HP Padova, Skating Club Pertichese. È partita l'ultima batteria delle esordienti femmine, iscritte 75, alla partenza 74, ed è l'atleta dell'Alte Cercato che prende in testa la campana. Brizza 26-200. Partiti ed è Zangarini
davanti al Delzotto, sono vicini, sono vicini. Andiamo a vedere il tempo. Time 24.918. Bordoni in testa, va a chiudere il 24.202. Partita la batteria, gli atleti friulani qua escono in testa l'atleta di Comina. Ed è Fiorot, anzi scusate, Casier Comina Borcia. Dall'atleta della Casier, Lothar Francesco, davanti ai due atleti friulani, va a chiudere il 23.8. Allora andiamoli a vedere come si destreggiano nella parte interna della pista, escono dalle onde ed è l'atleta del Roller Club Scaligero in testa. Va a chiudere Zocca in 25.355. L'atleta del gruppo Cosmo Noale in testa, Rampazzo, c'è stata una scivolata per l'atleta di Scandenigo, Rampazzo chiude il 24.512. Partita la batteria, intanto le esordienti femmine possono prepararsi poi per l'altra gara ed è la coppia del San Giorgio delle Pertiche con Maggiolo davanti al rossetto. Maggiolo va a chiudere tempo 23.559. Batteria che prende il via regolarmente, vediamo chi esce dalle onde, Bissacco in testa, è lui che esce per primo e lancia l'azione all'interno, l'atleta dello Skating Club Rovigo all'esterno, Roller Club Scaligero, è una bellissima batteria combattuta con Bissacco che va a chiudere in 25.943. È partita l'ultima batteria, intanto ricordo agli esordienti che l'appello della prossima gara lo faremo dall'altra parte del percorso, intanto lì era un lotta all'uscita dei birilli con l'atleta dello Skating Club di Comina, Francesco di nome, Gabriele di cognome, 23.628. Cade l'atleta del San Giorgio delle Pertiche, si piazza.